Alcuni pullman sono partiti anche dal Tigullio per consentire la partecipazione alla protesta di questa mattina a Genova. Uno sciopero di 8 ore indetto da CGIL e UIL contro la legge di bilancio è concretizzato in un lungo corteo che dalla stazione di Piazza Principe ha raggiunto la prefettura. Lavoratori, studenti e pensionati chiedono di cambiare la manovra economica. Salari, reddito, fisco, precarietà, pensioni e sanità sono i temi sui quali sono state avanzate proposte sindacali sulle quali l'esecutivo dovrà confrontarsi. Ci sono 3 milioni di precari in Italia e c'è bisogno di far ripartire, soprattutto per quel che riguarda i giovani, una politica seria sotto questo aspetto. E anche per quel che riguarda le pensioni bisogna che vengano rivalutate tutte le pensioni, che venga fatta una riforma strutturale piano piano per eliminare la Fornero e soprattutto ci vuole anche una politica per le donne giusta, perché Opzione Donna ha delle penalità troppo grandi per aiutare le donne ad andare in pensione. Mentre aumentano i costi dell'energia e dei carburanti, è quindi intervenuto Maurizio Calà, segretario generale CGIL Liguria. Su sanità, trasporto pubblico locale e scuola non sono state investite le risorse necessarie, con il risultato, conclude, di aprire la strada ad aumenti di tariffe e ulteriori privatizzazioni nei servizi pubblici. Soprattutto colpisce il mondo del lavoro, non aumentando i salari, non finanziando i rinnovi dei contratti nazionali, tagliando poi la sanità, quindi tagliando i costi del personale, quindi la sanità, tagliando la scuola perché vengono più di 700 scuole, non tassando gli extra profitti, cosa che era una richiesta della piattaforma di CGIL, CISL e UIL per aiutare il pagamento delle bollette da parte dei cittadini, e soprattutto si risponde all'evasione fiscale instaurando la flat tax.